Ok, addirittura perfetto, grazie mille. Signora Bellonio Franco, no, è presente, nelle retrovie. A proposito vorrei due parole. Grazie. Volevo ringraziare veramente la Provoco e gli organizzatori, il sindaco, gli assessori, tutti chi ci hanno voluto qua. È la prima volta che io arrivo qua, anche se tutte le settimane sono qua per lavoro. Per pura combinazione è la quarta volta che facciamo questo. Io 3 volte sono mancato, credetemi, perché ero da un'altra parte, era un'incompletanza, quindi un po' da una parte e un po' dall'altra. Io sapevo che Foglietto era una grande forza, una grande organizzazione. Grazie di cuore, siete stati meravigliosi. Dopo 30 anni che Raduni forse è una delle Provoco più potenti, più vive, più care, veramente di cuore. Bravi, siete dei grandi. Grazie. Grazie mille a te, Franco. Ringrazio per Corrado, che l'ho conosciuto che era un bambino piccolo e sei cresciuto da grande, bravo. No, grazie. Puoi svelare alcuni segreti che non va bene. Signora Settimo, scusa. Figuraccia. Scusa. Ti devo far perdonare. Grazie. Bertolini Luigi, signor Bertolini. Ah, ok, grazie mille a voi di essere venuti. Signor Bellora. Dov'è? Eccolo qua. Sì, ma infatti, gioco vicino a casa proprio. Gallesio Bruno, signor Gallesio. Mettiamo da parte poi. Signor Scaffini Danilo. Ok. Grazie per la partecipazione. Signor Cannello Giovanni. Dal caso signor Cannello Giovanni. No, nessun problema, grazie a voi della partecipazione. Signor Roccini. Ok, perfetto. Perché guardiamo sempre in avanti, ma giustamente c'è anche gente. Signor Savacco Piero. Ah già, ok, perfetto, va bene. Arriva il delegato. Ah, va benissimo. Grazie mille per la partecipazione. Signor Mola Franco. Ah, ok. Figurati. Molte persone la riconoscono, ma i nomi vanno un po' ciao, grazie. Signor Ivo Avanzi. Perfetto. Grazie per la partecipazione. Signor Giuseppe Boito. Signor Boito. Adesso lei inizia a girare, è già andato via, mettiamo da parte. Signor Paolo Durio. Signor Durio, se l'ha dato via anche lui, e adesso inizio a guardarmi anche dietro perché non si sa mai. Signor Serafino Gallino. Grazie per la partecipazione. Signor Casorzo. E che mi giro sempre dietro anche per vedere se arriva. Grazie per la partecipazione. Signor Tibaldi. Signor Tibaldi.
Valpesano. Vabbè, giustamente. Mina. Grazie per la partecipazione. Signor Marengo. Preciso, Signor Carlo Castello, grazie per la partecipazione. Siete voi che avete le macchine, che venite? No, si bisogna loro. Vabbè, è una cosa reciproca questa, giustamente. Albertelli, ecco qua, grazie mille per essere messo qui. Rocca Pierluigi, grazie per essere venuto. Non pensavo di scappare tanto, grazie mille per essere venuto. Complimenti a voi, mi associo al commento di Aprilonio, ho detto da complimenti, e poi una cosa particolare, i tagliarini di oggi che erano una cosa assolutamente esagerata, quindi complimenti ma la provoco, in particolar modo ai cuochi perché si è mangiato meglio che in tanti ristoranti, quindi avendo su 365 giorni all'anno noi mangiamo fuori 370 e bene così non è buono. Grazie mille Paolo, Risto Giovanni, grazie per essere venuto, sei sempre disponibilissimo. Allora, adesso Belletti Manuela che anche sì, tu pensavi di scappare, no? Sì. Ciao Presidente. Vabbè, ma allora siamo piazzati un po' male diverse persone allora, No, devi tirare fuori la tua macchina per vedere. La tua macchina. Fabrizio Fagliati. Adesso va anche scavalcare. L'altro giorno si è dato anche da fare perché assieme a lui c'era il nostro